Botulino importato illegalmente nel territorio nazionale. Un carico di quasi 30.000 dosi di 3 distinti medicinali prodotti in Corea del Sud, tutti con il botulino come principio attivo, è stato sequestrato dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso nel corso di un posto di controllo al casello autostradale di Venezia Est. Si tratta di medicinali destinati all'ambito estetico che i finanzieri hanno trovato a bordo di un furgone proveniente dalla Polonia e diretto in provincia di Napoli, nascosti in un contenitore senza particolari caratteristiche tra i bagagli dei 5 passeggeri. Sull'origine e il trasporto della merce, del valore commerciale di oltre 50.000 euro, il conducente, un ucraino di 46 anni, non ha saputo esibire nessun documento. È stato quindi denunciato per commercio di medicinali non autorizzati dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Nei mesi scorsi sempre la Guardia di Finanza, nei pressi dell'area di sosta a Roncade, aveva sorpreso un 50enne croato e un 35enne italiano mentre si scambiavano pacchi di un farmaco prodotto in India, una sorta di Viagra, anch'esso non autorizzato dall'AIFA.